Pronto come stai? No, non riattacca. Fe bulletta snai è una cosa che non si fa. Sì, Bucacci, ben trovati in un nuovo video. Sono sempre contento di vedervi. Questa settimana per fortuna sul web c'è stata l'apoteosi del trash. Non c'è bastata la canzone. Mi pare che basta solamente la canzone dei follettini, no? C'è sta un'altra cosa che mi aprì. Ed è la canzone di Francesco Nozzolino. Ve lo ricordate Nozzolino? Mi piace la zucchina. Prima di cominciare il video vi chiedo come sempre di lasciare il mi piace sulla fiducia. Però ormai noi ci abbiamo imparato, cioè manco bisogno chiudere. Però dico stesso, pensa un po' che Inception. Lascia un mi piace a questo video e tagga i tuoi amici qua sotto perché è veramente sempre molto importante per me, se no in questo senso che mo tengo una fama assurda che su il lotto non mangio mi metto a fare il video, ma voi troppo bene, siete puto mesi, siete i miei nipotini. Vi ricordo tra l'altro che potete seguirmi su Instagram, ma oggi, proprio oggi quando è una vimma, oddio quante ne... Alexa, che giorno è oggi? Oggi è martedì 14 maggio. 14 maggio, meno male ci sta essa. 14 maggio è nato il mio gruppo Telegram, dove stiamo discutendo di tutto, stiamo discutendo sulle teorie di Liberato, mi piace questo fatto che potremmo chattare io e te. Per unirvi al gruppo, se avete Telegram, vi basta cercare questi.me/dico, vabbè lo trovate pure sopra, ci cliccate sopra e entrate nel gruppo, se no scaricatevi Telegram e entrate, tanto è 10 megabyte Telegram, ci mettete lo scaricare, ma quantomeno stiamo più a combattere, cioè, il gruppo pare una tavola a rumena, che la tavola rozzica, questo zimbriacone, tutti quanti seduti a tavola e tutti quanti diciamo cose. Visto che abbiamo creato da poco il gruppo già è diventato grande, l'unica cosa che vi chiedo è quando entrate, se entrate a far parte del gruppo, sappiate che ci sono delle regole che abbiamo impostato, ma semplicemente perché sennò va a finire dentro un gruppo troppo a chi è morte, non ci piace sta roba. Vogliamo una cosa controllata dove tutti ci rispettiamo, dove tutti magari ecco esprimiamo i nostri pareri su quello che vogliamo, e non vi nascondo che alcune cose in anteprima le mando solo là dentro e alcune cose le mando solo là dentro, non solo in anteprima. Ma non ci perdiamo troppo in chiacchiere, fravagli e gente coi bavagli. Guardiamo subito il video di Francesco Nozzolino e si intitola La zucchina, ovviamente, come si può intitolare, la fruttaiolo l'ha fatto. Ovviamente a comincio che 3 euro di zucchine in coppo lì. Nozzolino! Cominciamo benissimo. Featuring zucchina! Mi fa piacere che comincia subito con un affittacamere. Cioè tu immagini che vai da fruttaiolo, ti accatto un mezzo chilo di zucchine e vai ad un affittacamere. L'estate è già arrivata, io non sono più un bambino. No, che non sei più un bambino, sei visto. Più che altro mi dispiace per la sofferenza che sta subendo il pigiama. Sei visto? In valigia ho messo tutto, manca solo il costumino. Forse quellino finale che non c'ha zecca. Vorrei sentirti dire amore, voglio ripartire. Cioè tu metti costumino e vuoi sentire che uno dice amore voglio ripartire. Vorrei essere detto amore, dai non arrossire. No, è complicato, mi fa mettere poco scorno. In che senso vorrei essere dentro amore? Invece no, mi chiedi sempre quello, cosa devo fare per essere più bello. A parte che stai vestuto come a zucchine, però è possibile che uno può barra in coppa tazzini che fece mettere la zucchina? Dimmi che ti piace. Mi mette un po' in imbarazzo sta cosa, sincero. Ma che stiamo parlando? Cioè, dimmi che ti piace che cosa? Lo mangerò anch'io, se sarò capace. Maronna mia. Mi piace la zucchina. Mamma mia, 50 centesimi roppa con i cortisoni. Lei è la mia benzina. Qualcuno può levare a Peter Griffin con 50 centesimi un gol sopra al muretto? Perché chi lo muretto? Roppe chi lo fatto? Muretto. E non mi importa se tu sei con me. Capodanno hanno avuto cotechine. Mi piace di mattina, mi sento birichina. Ve lo giuro che queste allusioni mi imbarazzano, cioè non sto scherzando. È proprio lei la dieta adatta a me. Sì, è che la zucchina è buona, pa dieta. Che la zucchina dieta. A zucchina dieta. Ma chi l'ha girata? Tim Burton sta roba. La prima volta che un re ha all'interno anche il suo regno. Dimmi cosa c'è che non va più in questo amore. In questo amore non lo so, ma sicuramente un jeans non va più. Perché sei lì seduta come un alligatore. No, perdonami, però in alligatore assettato non l'ho mai visto. Anche perché il coccodrillo non si sa come fa, figurati si sa come si assetta. Invece no, mi chiedi sempre quello, cosa devo fare per essere un modello. Zerare un po' la bocca, è una roba che ti tocca. Non ti mangio carrello. Dimmi che ti piace, lo mangerò anch'io, se sarò capace. Sono davvero imbarazzato. Sì, che lì cosa fa? Scusami Francesco, eri più da una zucchina e cangop. Dove sta? Non c'è. Mi piace la zucchina. S'accarezza pure. No chihuahua. Lei è la mia benzina. Questa canzone ha delle sonorità spagnole, con la differenza che sembra che Nozzolino si sia mangiato Luis Fonsi, Ricky Martin, Daddy Yankee, Nicky Jam. Baila conmigo. Baila con frigo. Scusatemi, per me il genio e il vincitore è lui. Signorine, ci siete anche voi? Posso fare fruttaiolo? Mi piace la zucchina.
fin qua ci siamo purtroppo. Lei è la mia benzina Mi hai fatto piene. e non mi importa se tu sei con me. No, io non capisco però che ci azzecca, non mi importa se tu sei con me. Vuol dire che a prescindere a te... Ah, che la usi da solo, oddio. Mi piace di mattina. E mentre poi aspetta, ma se te ngoppa cascette. Stanno via da la bocca. E che sta succedendo qui? Vedo le curve, ci trovo a Marzano? Per favore prendete i bambini e nascondeteli nello sgabuzzino, chiuso a chiave, mettete in armadio annanzi la porta dello sgabuzzino. Non gli fate vedere questo video. È una zucchina spagnola. Enjoy gattacci. Enjoy Gattacci è un misto tra Gianluca Vacchi e Francesco Nozzolino, alias Vacca. Ovviamente spero che tutti quanti voi abbiate capito che le mie erano solo battute, anche perché conosco Francesco, quindi non sarei mai cattivo nei suoi confronti, è giusto una cosa per ridere, che poi non ci sta manco tanto a ridere pensandoci. Lascia un mi piace e tagga un amico, io me ne vado, vi aspetto sul gruppo Telegram che trovate qua su, me ne devo andare perché sono finite le zucchine. come si fa? Come si fa? Questo Project 2.3